perché no, siamo anche con i protagonisti dello staff tecnico e anche insomma il fotografo ufficiale sulla rotta del Corallo. Tommy, allora una domanda sulla tua città e cosa succederà a maggio? A Monaco ovviamente. Allora, innanzitutto il mese di giugno, 15 e 16 di giugno, praticamente c'è il quinto incontro dei siti storici Grimaldi. Cosa vuol dire questo? Che nel passato la famiglia Grimaldi aveva i suoi feudi in alcune città d'Italia e di Francia e anche in Corsica. Ci sarà questo quinto incontro dove siete tutti invitati a partecipare sulla piazza del Palais Princier. Ecco, ci sarà 2 giorni di festa con ovviamente degustazione di tutti i prodotti di queste grandi eccellenze, appunto anche di Canosa di Puglia, perché io rappresento e sono delegato della città appunto di Canosa. Sarete i benvenuti, potete fare tutto quel che volete, visitare i stand, fare assaggini, partecipare alla festa, partecipare anche alla proiezione di un filmato della storia dei Grimaldi sul Palazzo Princier e ovviamente anche il fuoco d'artificio nel finale. Ovviamente questo è il giorno di sabato, la domenica si replica, soltanto che ovviamente non ci sarà più la proiezione del filmato e poi anche i fuochi d'artificio. Però vi assicuro che essere con il principe Alberto di Monaco è veramente un grande onore e un piacere, perché lui visiterà tutti i stand e sarà con tutti noi presente per 2 giorni. Grazie. Quindi Discovery Genova e anche ovviamente Discovery Monaco, 15 e 16 giugno ci troveremo quindi a Monaco per i siti Grimaldini. Buongiorno a tutti dalla traversata storica sulla rotta del Corallo. Oggi quinto giorno di navigazione. Siamo partiti da circa un'ora dal porto di Alghero, dove abbiamo effettuato la terza tappa tecnica, e oggi ci troviamo su barca Sam, che si è aggiunta alla nostra flottiglia proprio da Alghero. Alle nostre spalle abbiamo l'altra imbarcazione via col vento, che ci segue in flottiglia fino a Carloforte, la destinazione di oggi. Carloforte, dove faremo semplicemente una tappa tecnica in attesa di ricongiungerci con le altre 2 imbarcazioni, insieme alle quali faremo poi rotta definitiva domani mattina verso l'isola di Navarra, dove dovremo arrivare all'incirca la mattinata del giorno 8. Oggi il mare è buono, il vento ci è favorevole e abbiamo circa una giornata di navigazione prima di raggiungere appunto la destinazione finale. Per i prossimi aggiornamenti ci sentiamo sempre qui sulla rotta del Corallo. Una finestra su Monaco.